Siamo qua perché a un certo punto della nostra vita avevamo sul nostro frigorifero 2 fogli bianchi e devo dire che nella lista delle cose che volevamo ricordo perfettamente il silenzio, ricordo le stelle e ricordo un accesso a un cibo sano di prezzi giusti e quindi la Sardegna ci rientrava pienamente, ecco. Adesso proverò a spiegare secondo me quello che voi fate, perché secondo me è molto simile a quello che facciamo noi. Io ho letto dal vostro sito che voi vorrete creare dei ponti tra la Sardegna e il mondo, che è quello che facciamo noi con un bicchiere. Però con questo bisogno di fare qualcosa che venisse poi venduto, che avesse questa capacità di viaggiare e di essere capito, e l'avete fatto coinvolgendo artisti e designer a reinterpretare quello che è l'artigianato, la grandissima ricchezza dell'artigianato locale. E io penso che questo sia il modo per salvare l'artigianato locale. Allora, una cosa che per noi è fondamentale è che chiunque sia il creativo deve venire qua e vivere sull'isola per un periodo. Quindi li portiamo ai siti archeologici, li portiamo a bere il vino, a mangiare i piatti tipici, li portiamo in natura. Musei etnografici, musei d'arte contemporanea, d'arte moderna e attraverso questa immersione culturale loro sono in grado di assorbire e poi rilasciare tutte queste informazioni attraverso il processo di creazione dell'oggetto perché è fondamentale. Ma credo che questo anche nel vino sia fondamentale per voi portare i vostri collaboratori internazionali a capire esattamente di cosa si tratta, no? Nei vigneti. Sì, perché spesso hanno proprio difficoltà a capire, c'è questa mancanza di conoscenza. Io penso sempre che la Sardegna non sia presente nelle mappe enologiche mondiali così come dovrebbe essere perché manca la conoscenza, non perché mancano le qualità per poterlo essere. Quindi bisogna proprio portarli per raccontare, perché la nascita del vino nel Mediterraneo occidentale è sarda, è dovuta però se non vedono con i loro occhi di che cosa stiamo parlando, se non capiscono quanto è reale questo racconto, hanno proprio difficoltà.